Sergio Silva, gran partita al Capannino, il derby, tanto pubblico, l'inizio con il ricordo, con la curva intestata a Simone Pantani, poi insomma il tuo Follonica nella ripresa è riuscito ad avere la meglio di questo Grosseto. Sì, io penso che già il primo tempo, a me è piaciuto più il primo tempo della mia squadra che il secondo. E alla fine abbiamo vinto la partita nel secondo, siamo un paradosso. Perché siamo entrati bene in partita, abbiamo creato tante occasioni e subito poche, il risultato secondo il mio punto di vista il primo tempo, il 3-3 è bugiardo, secondo tempo abbiamo sofferto un po' di più, ma si aspettava perché non pensavamo in un derby del genere, con quello che c'era intorno al derby in sé vincere è facile, quindi siamo stati bravi, ci siamo sacrificati molto e è una vittoria fantastica, ma da tutte con un pubblico molto numeroso. Io spero che sia altre volte così, perché i ragazzi si meritano, danno tutto, questi ragazzi sono fantastici. Senti, sull'episodio della doppia espulsione, ci ha capito qualcosa? Il regolamento forse dovrei saperlo, ma io penso che noi avevamo un giocatore espulso, il gioco è andato avanti e poi c'è stata l'espulsione contemporanea. È uscito il giocatore del Grosseto, è entrato un altro, secondo me sbagliando, perché se doveva giocare 3 contro 3 non poteva. E noi abbiamo giocato non so quanti secondi con uno in meno. Finita la nostra prima espulsione è entrato il nostro giocatore perché ci è stato detto che poteva entrare e secondo me è sbagliato, quindi abbiamo giocato con giocatori in meno prima quando non si doveva giocare, doveva essere dato un blu a un giocatore del Grosseto, e abbiamo giocato poi magari altri secondi in più con un giocatore in più quando non ci doveva stare, ma io non so il regolamento adesso a memoria, non lo so, sono cose che possono capitare, non penso che sia stato influente nel risultato, perché non è successo niente in quel minuto e mezzo, quindi una vittoria sofferta ma tanto voluta, e che i miei ragazzi volevano tanto, perché 15 giorni fa non siamo riusciti, e noi sappiamo per chi giochiamo e cosa vogliamo fare per chi.